Va ora in onda Pausa Caffè. E benvenuti al nostro spazio jolly del palinsesto, quello che dedichiamo soprattutto agli approfondimenti. Oggi lo facciamo con la voce del segretario della Lega, ministro degli interni, vice premier, con la voce di Matteo Salvini, che alla vigilia della manifestazione di Milano, in diretta da Milano, ha tenuto una conferenza con la stampa estera. Sentiamolo. Senza che dobbiate praticare il nomadismo professionale, quindi vediamo di sollecitare il ministero competente a che si adoperi a questo. Noi vogliamo molto semplicemente tornare allo spirito originario che animò i padri fondatori della comunità europea, dico comunità e non unione, che è stato tradito da questi decenni di burocrazia e di tecnocrazia europea, e quindi sovranismo significa avere, come ricordava anche San Giovanni Paolo II, una comunità, una comunione di stati nazionali che mantengono le loro peculiarità, le loro identità, le loro storie, le loro economie, e mettono insieme alcune energie, alcune competenze, alcune condivisioni. Il contrario di quello che è accaduto. Quindi noi crediamo fortemente nell'Europa che faccia poche cose e le faccia bene, e lasci a singoli paesi evidentemente diversi, siamo in 28, la scelta sui temi del commercio, dell'agricoltura, della pesca, dei mercati, delle spiagge o di come organizzare il sistema bancario e il sistema creditizio. Bene, cominciamo con Luca Spagna, che ringrazio per modo particolare per aver fatto molto lavoro per questi punti. Grazie. Luca Spagna, Corriere del Ticino. Ministro, la stampa estera a dicembre scorso a Roma aveva parlato di NAS Roma-Berlino, aprendo in qualche modo, la Germania. Possiamo dire quindi che lei andrà in Europa, che la sua coalizione andrà in Europa per dialogare con la Germania? E come fa a dialogare con i suoi alleati di AfD nel momento in cui poi dal punto di vista economico hanno tematiche opposte rispetto a quelle della Lega di fatto? Noi abbiamo il dovere di dialogare con tutti, contiamo su un voto di cambiamento, di rinnovamento, di speranze e di futuro il 26 maggio e nei giorni precedenti, quando voteranno anche gli altri paesi, e poi in base ai risultati governeremo in Parlamento con le nuove maggioranze che ci saranno, e a livello di governi io lo sto già facendo con i ministri degli interni di tedeschi piuttosto che francesi, piuttosto che spagnoli, di colore politico diverso. Io penso che i nuovi numeri in Parlamento europeo e anche i nuovi equilibri in Commissione europea in autunno di conseguenza cambieranno anche politiche fiscali ed economiche, perché tutti stanno pagando dei vincoli e un'austerità che ormai sta danneggiando anche la stessa Germania. Quindi penso che sarà interesse di tutti cambiare alcune regole che stanno strangolando l'economia europea, e i tedeschi penso che saranno i primi ad averne necessità, al di là di quanti voti prenderà la CDU, di quanti voti prenderà il Grazie. Fatemi cenno che poi vi scrivo. Eva. Austria, quindi io volevo sapere cosa ne pensa della proposta dell'FPÖ, che poi sulla quale voi fate un gruppo per l'Europa. Cosa pensate della proposta di dare il passaporto austriaco ai sostenitori di lingua tedesca? Su questo ho già risposto in passato. Per quello che riguarda cittadini italiani le cose vanno condivise, e quindi se c'è la condivisione di entrambi i governi si procede, altrimenti non si procede, molto semplicemente. Non è per il momento all'ordine del giorno del nostro governo. Grazie. Prego. Sì, buongiorno Ministro, Michele Domaga, lavoro per diversi media svizzeri. Una domanda quindi sulla Svizzera. Sul tavolo c'è un accordo, che è l'accordo dei frontalieri, che lei conosce benissimo, così come la questione. 60.000 persone dalla Lombardia ogni giorno si recano in Ticino, e l'accordo è stato parafato, come si dice, cioè cambiato nel 2015 dal precedente governo, però questo governo non l'ha ancora firmato. La domanda è se, quando lo firma, e lo firmate, se in caso non lo firmaste,
La domanda è che ulteriori step potete prendere da questo punto di vista. Avevo poi un'altra domanda sulla questione catalana, se mi consente. Lei, quando una volta era per l'indipendenza della Padania, non ha mai fatto mistero delle sue simpatie nei confronti del movimento indipendentista catalano, che però non ha mai ricambiato molto questa simpatia proprio per le idee diverse. Loro sono per l'integrazione, per l'accoglienza, per l'Unione Europea, e adesso che è sovranista e recentemente italiano, recentemente ha appoggiato anche Vox, che invece è un partito anticatalanista che vuole sopprimere lo statuto dell'autonomia. La mia domanda è ancora indipendentista e ancora per l'indipendenza della Catalogna? Grazie. Grazie. Allora, nel 2019 secondo me le priorità sono lavoro e sicurezza. Di tutto il resto è sano e democratico discutere, però prima vengono il diritto al lavoro e il diritto alla sicurezza, e quindi noi ci stiamo alleando con chiunque garantisca dal nostro punto di vista il diritto al lavoro, alla crescita e alla sicurezza di questo continente, e quindi chiunque sia aperturista nei confronti dell'immigrazione fa il male dell'Europa, possono essere catalani o tedeschi, e quindi questo è uno dei primi problemi di questo momento, collegato anche al tema del mondo del lavoro. Poi ogni popolo fa le sue scelte, siamo in democrazia, e quindi quando ci sono referendum, quando ci sono iniziative popolari, sono sempre e comunque rispettabili da rispettare, dalla Brexit a qualunque altro tipo di referendum. Le emergenze del continente in questo momento sono le due di cui parlavo, e quindi domani ci saranno, siamo già arrivati ad oggi a 11 adesioni di delegazioni straniere che saranno fisicamente presenti, al di là di quelli che mandano messaggi, mandano auguri, però penso che sia la prima volta che 11 movimenti politici verranno in Italia a siglare fisicamente, essendoci di persona, un accordo per la nuova Europa, e questi due temi, quindi difesa dei confini della sicurezza continentale e rilancio del lavoro e del diritto al lavoro, ci accomunano a tutte le forze che sono qua, fatte salve le differenze e le peculiarità statali di ciascuno. Per quanto riguarda la Svizzera, sì, è uno dei temi su cui il governo non manca di temi su cui mi auguro si possa fare più in fretta, tutelando ovviamente dal nostro punto di vista il diritto alla previdenza e al risparmio dei nostri lavoratori. Comprensibile l'esigenza di entrambi i fronti, però con la Svizzera poi dal punto di vista del Ministero dell'Interno è una delle realtà con cui ci sono rapporti migliori di collaborazione tra polizie, transfrontalieri, ammissioni, riammissioni, controlli, quindi avessimo con tutti i paesi buoni rapporti che abbiamo con la Svizzera, saremo a cavallo. Grazie. Tatiana, arriveremo tutti, vi sto segnando. Buongiorno, Tatiana Giorgievic, Al Jazeera Balkans. Lei settimana scorsa ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić a Roma, e uno dei temi di questo incontro era anche l'argomento che riguarda i flussi migratori della rotta balcanica, vero? Il presidente serbo, quando è tornato a Belgrado, ha detto, cito, che la Serbia non avrà più il grande cuore nei confronti dei immigrati, che in passato ha dimostrato grande solidarietà, se possiamo dire così, e adesso ci vuole qualcuno che deve dirci come comportarsi. Però il presidente Vučić non ha precisato quale sarà il piano della Serbia nei confronti dei flussi migratori. Lei può precisare come la Serbia deve comportarsi, e anche gli altri paesi dei Balcani, e dopo lei è proprio convinto che la Serbia ottenerà un maggiore impegno della Serbia verso questo argomento in cambio del sostegno dell'Italia, che ci dà in processo dell'adesione della Serbia nell'Unione Europea, e anche il sostegno che speriamo che abbiamo nella questione del Kosovo. Ovviamente non spetta a me dare indicazioni al governo serbo su come controllare i suoi confini. Sì, ma visto che ha incontrato lei. No, è stato un ottimo incontro, mi ha invitato a Belgrado e conto di esserci il prima possibile.
perché l'amicizia fra paesi, anche fra movimenti politici, è stata indietro negli anni. Ci è stato garantito che ci sarà una maggior protezione dei confini, che sono confini europei, e quindi questo è assolutamente importante. Io sostengo il processo di adesione a prescindere, non in cambio di, quindi ritengo che la Serbia possa e debba essere parte integrante culturalmente, economicamente, socialmente, storicamente, geograficamente del nostro continente. Sono assolutamente soddisfatto dell'impegno a controllare i flussi in ingresso che il presidente serbo ha espresso parole, e siamo assolutamente a sostegno delle giuste e legittime rivendicazioni di libertà, sovranità del governo del popolo serbo, che è una realtà che esiste. Per quanto riguarda il Kosovo, il dibattito ci porterebbe storicamente molto lontano. Andrea, poi Eric. Lei in un recente comizio ha detto che il 26 maggio non sono elezioni europee ma un referendum tra la vita e la morte, tra passato e futuro, tra Europa libera e Stato islamico. Volevo chiedere se poteva precisare, per favore, entrare leggermente più nei dettagli, e se non pensa che però questo tipo di comunicazione politica da tutte le parti sia più accendere il fuoco che far capire le persone. Grazie. Ribadisco, sì, fra vita e morte lavorativa, culturale, ci sono dati sulla disoccupazione che sono allarmanti, devastanti. Sono alcune regioni del meridione italiano con una disoccupazione giovanile superiore al 50%, ci sono appena stato sia in Calabria che in Sicilia, senza lavoro non c'è speranza, non ci sono figli, non c'è futuro, il paese muore. Se non fa figli e non lavora, un paese muore. Per quanto riguarda l'islamizzazione di interi quartieri, di intere città, è nei dati e nei numeri, da Rotterdam a Malmo, dai quartieri dove vige la legge islamica, nell'europeissima Londra, a Marsiglia, per non parlare di Bruxelles, che conosco e dove ho vissuto per anni. Se non si mette un freno a questo processo di arretramento dal mio punto di vista sociale, dei diritti, culturale, di tolleranza, rischiamo fra qualche anno di pentircene amaramente. Quindi ribadisco il fatto che o c'è un risveglio nel nome dei diritti adesso, oppure aumenteranno le città dove interi quartieri sono fuori controllo, sono, ripeto, in alcuni casi anche in maniera evidente e tollerata, sotto una vigente giustizia parallela gestita da tribunali islamici, che secondo me è una follia. Secondo me è una follia assoluta. Eric, poi Carlos. Okay. Sono Eric Silvers del Wall Street Journal, volevo chiederle tre cose a lei. Prima, lei ha detto adesso i problemi sul lavoro e sicurezza, e più volte ha detto che non si preoccupa dello spread. Però, con questa premessa, detto questo, a che punto diventa un problema da affrontare, a che punto diventa una cosa che lei come ministro deve affrontare? Poi, seconda cosa, se ci può dare qualche idea di cose concrete che volete cercare di fare a livello europeo dopo le elezioni. E la terza cosa, che livello uguale deve prendere la Lega al voto per renderla contenta? Le percentuali non sono forti. Diciamo che ambiamo a essere il primo partito italiano in Europa. Poi non fatemi dare i numeri all'otto, non lo so, io i sondaggi non credo mai, e in Italia non ci azzeccano mai sostanzialmente. Basta guardare le elezioni politiche dell'anno scorso, andate a guardare i sondaggi dell'ultima settimana e andate a guardare i risultati. E quindi la mia ambizione, il mio orgoglio, la mia speranza è che la Lega possa essere il primo partito di questo paese rappresentato nel Parlamento europeo, e che altri movimenti
a noi vicini possano essere primi, secondi, terzi partiti nei loro paesi. I primi temi su cui intervenire sono innanzitutto il bilancio dei prossimi 7 anni, che è stato preparato e così come è stato proposto è assolutamente inaccettabile e va rivisto. Ci sono dei tagli al settore agricoltura che è uno dei settori più importanti per il nostro paese, che sono inaccettabili. Va rivista la direttiva sulle banche, perché mette a rischio l'intero sistema bancario. Va rivista la direttiva servizi, la direttiva Bolkestein, perché sta creando diversi problemi, e poi vanno riviste le regole dal nostro punto di vista di rigidità fiscale. E qua arriva lo spread è il differenziale fra il tasso tedesco e il tasso italiano. In questo momento il debito italiano, i titoli di debito costano di meno rispetto a prima. È chiaro che se in Germania diminuiscono di più, da noi si vede di meno, però non sono assolutamente preoccupato. L'unico dato che mi preoccupa, ripeto, è quello della disoccupazione. Se un paese non lavora, non ripaga il debito. Quindi penso che sia convenienza di tutto il continente per rilasciare il tema occupazione, lasciando che i paesi investano. Siamo terzi, però non è una magra soddisfazione il fatto che Spagna e Grecia siano messi peggio. Ci sono altri paesi, però penso che sono la Finlandia, che hanno un tasso di disoccupazione che penso possa essere preoccupante per un paese di quella storia e di quella tradizione. Quindi evidentemente i vincoli studiati a Bruxelles non aiutano. Quindi dal nostro punto di vista il debito italiano calerà e il deficit in rapporto al PIL calerà se riparte il lavoro, se riparte la produzione, altrimenti se noi cresciamo dallo 0,2 capite bene che è difficile ripagare il debito. Però domani in Piazza Duomo lanceremo 1 o 2 proposte di shock positivo in tema fiscale che sono le uniche in grado di far ripartire questo paese. Carlo, se guardiamo tutti domande relativamente brevi, stiamo procedendo bene, però tutti vogliono arrivare. Incontro con il Ministro de Relaciones Interiores y Vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia en la Asociación de Prensa Extranjera. Salve Ministro. Mio nome è Carlo, sono buono del Venezuela. Io vorrei farvi prima un ringraziamento e poi una domanda che è correlata con il ringraziamento. Il ringraziamento è perché lei ha ricevuto una commissione integrata del Presidente Guaidó, integrata di Antonio Ledesma, Francisco Sucre e Rodrigo Diamanti. E credo, se non erro, che incluso ha parlato via telefonica con il Presidente Guaidó per capire un po' cosa succedeva. Da quanto la ringrazio, perché lei conosce, da quanto mi hanno detto, la cifra non soltanto dei venezuelani che soffrono, ma degli italiani e gli italo-venezuelani che stanno soffrendo insieme ai venezuelani. Pertanto grazie. Poi viene qui la domanda. Da quanto ha dichiarato il primo ministro, non è un momento opportuno per riconoscere Guaidó. La mia domanda, dopo che lei ha incontrato questa commissione, ha parlato con il presidente Guaidó, ha portato le sue impressioni al Consiglio dei Ministri, e il Consiglio dei Ministri, oltre a dire non è opportuno riconoscere Guaidó, però dire che il presidente Maduro è illegittimo, che ci vogliono elezioni preste, non capiamo in Venezuela, in America Latina, con chi interloquite, cioè, perché se non è buono Maduro e non è buono Guaidó, con qualcuno si deve parlare per arrivare all'elezione che vogliamo tutti. E per finire vi voglio dire che un grande scrittore vostro, che è universale, si chiama Umberto Eco, non so se questo sia una leggenda o sia vero, che quando lui morì vuole sul suo epitafio 2 righe che dicevano aspetta, aspetta, non posso. Così sta il Venezuela, grazie. Ribadisco quello che ho detto fin dai primi minuti, che non c'è da riconoscere un presidente, è la legge che assegna a Guaidó la carica di presidenza che dovrebbe portare elezioni in paese. Ribadisco il mio giudizio nei confronti
di colui che non dovrebbe essere alla guida del paese come dittatore, sanguinario, affamatore, torturatore, assassino, e lei aggiunga quello che ritiene di aggiungere. C'è dall'altra parte del governo in Italia, 5 Stelle, che invece hanno una posizione più prudente, da me non compresa. Ho provato a ragionarci, però siamo qua che aspettiamo. C'è evidentemente qualcuno che ha nostalgie per i regimi socialisti o comunisti. Lei sa, scusi, che c'è una connazionale, un onorevole nell'ambasciata d'Italia? Ecco, noi ci fermiamo qui sulle domande del Venezuela dopo aver sentito la posizione di Matteo Salvini. Per qualche minuto ci salutiamo, ma restate in ascolto qui su Radio Padania Libera, sentiremo ancora tante parole di Matteo Salvini, oltre alle vostre con i nostri spazi di filo diretto. Tutto questo nel nostro palinsesto. Da Marco Pinti per ora è tutto. Avete ascoltato Pausa Caffè.